Verona, con la sua splendida provincia, è in questi giorni capitale del calcio a 5, ospitando la 59esima edizione del Torneo delle Regioni, organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, che coinvolgerà più di 1200 persone. Per la prima volta in Veneto, giovani calciatori e calciatrici si stanno sfidando in 15 palazzetti della provincia, in campo under 15, 17 e 19. Un'edizione importante organizzata perfettamente dal Comitato Regionale Veneto, quindi dal Presidente Ruzza, 3 anni di stop e quindi sentiamo l'esigenza di ripartiamo con il Torneo delle Regioni, che è una festa per le ragazze, per i ragazzi, per il calcio a 5. Il calcio a 5 è una disciplina assolutamente giovane, moderna, accattivante e coinvolgente, e ho accolto con grande piacere la possibilità di organizzare come Comitato Regionale Veneto questo Torneo delle Regioni, che vede coinvolti 900 ragazze e ragazzi più i suoi dirigenti, un totale di 1200-1250 persone. Una settimana all'insegna dello sport, ma anche dei valori ad esso legati, entusiasmante per i giovani che hanno il loro quartier generale nella bellissima Peschiera del Garda. La Lega Dilettanti sta cercando di dare la massima attenzione alle rappresentative a tutti quanti i livelli. Questo numero delle rappresentative è cresciuto nel corso degli anni, dando attenzione ovviamente a tutta l'attività che può essere svolta sul territorio. Il nostro è un grande bacino di utenza. Al 30 giugno del 2022 1.035.000 tesserati tra dilettanti e settore giovanile, quindi una dimensione importante e un rapporto migliore che stiamo costruendo col Club Italia anche a livello di federazione, e quindi l'obiettivo di prendere il meglio, tenendo però sempre presente che la priorità per le ragazze e per i ragazzi non è il successo sportivo, ma è la crescita e la formazione a livello personale.